È stato presentato di recente a Padova, al Bar Caffè Tinto di via Vicenza 20, il libro Padova Ring, scuola di pugilato dal 1948, scritto dal giornalista Alberto Zuccato. Si tratta di un volume di 120 pagine che racconta la storia del pugilato padovano, dei primi anni del Novecento ai giorni nostri, con particolare attenzione da quel fatidico 1948, in cui avvenne la fondazione della Padova Ring. Padova Ring, i 70 anni della scuola di pugilato di Padova. Siamo con il maestro Massimiliano Sarti e con l'autore del libro Alberto Zuccato. Per diritto di cronaca incominciamo con l'autore e gli chiediamo che cosa lo ha portato a voler raccogliere in un unico volume 70 anni di storia di questa importantissima scuola di pugilato, così come è scritto, della città di Padova e vorrei dire dell'Italia intera. Cosa vuoi? La mia frequentazione con il pugilato, direi, nel senso che da 30 anni dal punto di vista professionale seguo anche la box. Naturalmente a Padova la Padova Ring è il sinonimo di box. Ne avevamo parlato con Massimiliano, l'idea è maturata un po' alla volta finché siamo partiti e quasi in volata, come fosse stata l'ultima ripresa, abbiamo fatto il libro. Credo sia stato una vera prova d'autore, ma anche un riassunto di tantissimi anni, di tantissimi sacrifici e vorrei dire anche di più generazioni del pugilato a Padova. Vorrei un tuo commento e una tua sensazione nell'aver rivisto tutto questo all'interno di un libro. Innanzitutto è stata una cosa veramente emozionante perché abbiamo rivissuto assieme ad Alberto ricordi del passato e quindi abbiamo sorriso di tutti i vari aneddoti che sono accaduti negli anni. Quindi rivederli e poterli leggere penso che sia una cosa importantissima per Padova e soprattutto per il pugilato italiano. Non c'è dubbio che Padova Ring continui a rimanere un paradigma di quello che è il pugilato all'interno dell'Italia ed è altrettanto vero che è un paradigma di quella che è stata la storia dello sport a Padova. Ci sono sicuramente stati degli episodi e degli atleti in particolare che hanno lasciato il segno. Chiedo ovviamente al maestro di citarne giusto alcuni, ma mi permetto di citarne uno su tutti che ovviamente è Luciano Sarti, il papà di Massimiliano, e a te gli altri. Sicuramente mio papà è la storia del pugilato della Padova Ring, i miei ricordi sono legati logicamente a mio papà che ha portato avanti questa vecchissima società. I ricordi più importanti sono quelli che quando mio papà allenava Marco Rinaldo, che era come un figlio per lui e quindi per me come un fratello, e quindi rivedere certe fotografie dell'epoca mi ha lasciato un attimino, mi ha emozionato, ecco, diciamo così. Dopo negli anni ho rivissuto tutti i compagni di squadra, da Lele Molon, da Michele Zabbeo, da Corrado Tabuso e fino ai ragazzi che dopo ho allenato io e quindi rivederli è stata veramente un'emozione grande. Un piccolissimo bilancio, se si può fare, di questi 70 anni. Fare i bilanci è sempre complicato, però posso dire questo, pur in tutte le innovazioni che hai ricordato tu, cioè l'apertura fatta agli amatori, ai dopolavoristi, a chi ha voglia di farlo, che è merito soprattutto di Massimiliano, perché è stato lui a impostare la Padova in questo modo. Io vedo anche una continuità fra ieri e oggi, nel senso che chi sceglie di fare il pugilato non lo fa mai per caso, lo fa sempre con dei motivi, cioè non è come il ragazzino, come ero io per esempio, che va a giocare a calcio, come fanno tutti. No, c'è una scelta studiata, anche perché prendere i pugni può anche far paura, no? E credo sia una scelta difficile da fare inizialmente, che però dopo porta ad avere grandi doti morali. Mi rifaccio a una cosa che ha scritto, un ricordo di Federico Friso, scritto nel 1962, in cui diceva che lui riusciva a immedesimarsi nei pugili di colore che affrontava, perché avevano la stessa fame che aveva lui da ragazzo. Il tema mi sembra attualissimo in una società come questa, per cui il pugilato e lo sport in genere, ma il pugilato in particolare,
sotto il profilo sociale per me è sempre un passo avanti al resto della società e questo mi sembra sia importante dirlo. Un ricco volume di storia pugilistica che parla di personaggi che hanno fatto la storia della box di casa nostra, come Federico Friso, il terribile mugnaio, Luciano Sarti, pluricampione d'Italia dei pesi medi. Nel libro si parla anche al femminile, come Roberta Morbiato. 3 sono anche le primissime donne in Italia a praticare il pugilato, così come la storia dei tanti giovani che hanno affollato la storica palestra di via San Giovanni, da Verdare in città. Il libro racconta dell'evoluzione avuta allo stadio Cobalchini, dell'Arcella e anche della nuova sede che ha trovato spazio allo stadio Euganeo, sotto la guida di Massimiliano Sarti. Il libro, scritto dal giornalista Alberto Zuccato, che è naturalmente correlato da moltissime fotografie, è edito da Valentina.